L'economia della nostra regione, gli ultimi dati disponibili per il PIL pro capite confermano un segno positivo. La nostra economia cresce di pari passo con la crescita dell'economia del nostro paese, siamo al 3,9%, quasi il 4%, un bel segno positivo. Crescono anche i consumi delle famiglie, in particolar modo per quelli che sono i beni di pronta necessità, mentre la spesa per quelli che vengono chiamati beni durevoli, quindi il consumo, di beni che hanno una valenza pluriennale, rimane stabile. Quindi è importante cercare di capire che cosa c'è dietro questi andamenti, che vengono poi confermati anche per il 2023 dagli andamenti nel mercato del lavoro. La disoccupazione in Sardegna continua a scendere, ci assistiamo al 10%, mentre l'occupazione sale. Quindi queste sono delle buone notizie. Cosa c'è dietro questi numeri? Chiaramente c'è un grandissimo stimolo di investimenti pubblici o stimolo di natura fiscale, cioè l'intervento pubblico che fa il suo lavoro, fa quello che deve fare, stimolare, sostenere la domanda e stimolare quindi la produzione. Il punto è che parte di questi interventi sono ormai terminati. Sappiamo bene che il bonus 110 è arrivato al capolinea e quindi questo dato è già evidente nell'andamento dell'occupazione nel settore costruzione per il 2023. Quindi il punto è: qual è la prospettiva futura? Ecco che occorre concentrare la nostra attenzione sui fondi del PNRR, visto che questi fondi ci sono stati messi a disposizione dall'Europa per affrontare quelle che sono le criticità del sistema economico, ovvero quegli ambiti di cui ormai parliamo da sempre. Stiamo parlando della sanità, parliamo dell'istruzione, parliamo dei trasporti, che sono 3 ambiti critici su quali bisogna riflettere, e bisogna anche stare molto attenti come vengono utilizzati questi fondi. Quindi il problema è, da una parte, i ritardi, qualsiasi sia la dimensione che noi analizziamo, siamo molto in ritardo nell'impegno e nella spesa di questi soldi, ma poi anche i piani di spesa di questi fondi da una parte sembrano affrontare sino a un certo punto queste criticità. Da una parte i soldi messi a disposizione nel settore trasporti sono insufficienti in effetti per effettivamente migliorare il trasporto interno all'interno dell'isola, e dall'altra parte abbiamo un piano territoriale per la sanità che ancora concentra quelli che sono i servizi di natura specialistica e la diagnostica di base in un territorio che invece ha un problema di accessibilità evidenziato, che è importante. Noi abbiamo più del 13% dei comuni sardi sono definiti ultraperiferici, che significa che occorrono più di 67 minuti per raggiungere un punto nel quale sono presenti i servizi di base. Quindi abbiamo un territorio che nella parte est è un territorio che ha dei problemi di accessibilità enormi, quindi andare a concentrare i servizi sanitari non risponde in effetti alle esigenze di una popolazione che sta continuando a manifestare delle fragilità importanti. Oggi abbiamo parlato di quelli che sono i risultati del rapporto Krenos sull'andamento dell'economia della Sardegna e abbiamo delineato un quadro che è un quadro complessivamente positivo. L'economia sarda, così come quella italiana come quella europea, è in crescita. Cresce il PIL quasi al 4%, cresce l'occupazione che raggiunge il record del tasso di occupazione. C'è quindi generalmente un'idea di espansione dell'economia sarda. Dietro questo però questa espansione si porta agli interrogativi, perché una buona parte di questa espansione è trainata dagli investimenti pubblici, tra questi il PNRR. Le domande quindi a cui abbiamo cercato di rispondere è: che cosa rimarrà in termini di crescita? Sarà sostenibile quando questi investimenti si saranno esauriti? E abbiamo anche individuato alcuni degli aspetti in cui forse questi investimenti non potranno o con difficoltà potranno risolvere i problemi dell'economia della Sardegna. Il PNRR risolve molti problemi al netto dei ritardi in termini di capitale fisico, ma non è difficile che riesca a sopperire alla carenza cronica di capitale umano, di persone, di laureati che caratterizza l'economia della Sardegna.